e si va, lo starter allunga, parte molto bene Rugiada SMS e dà l'impressione di poter assumere il comando, ma dall'esterno gran partenza anche della specialista Rosas, che è stata sempre molto veloce nelle fasi iniziali. Dunque Rosas numero 5 a condurre, Rugiada SMS a pedinarla, sono le due più attese dunque ad avere assunto le migliori posizioni. In terza posizione rosso-nero Egral, più indietro il numero 3 Rada di Bianca con Cesare Ferranti, mentre Roger Rangent per l'ennesima volta ha deluso, almeno sinora, i suoi sostenitori con una piccola divagazione. Nel frattempo c'è il cambio di testimone in avanguardia con Rugiada SMS che rileva Rosas al comando, quindi in avanguardia la puledra di Cosimo Cangelosi, favorita al gioco 1,99, in seconda posizione Rosas, poi via via gli altri, praticamente un altro allievo di Loverde in terza posizione come Rosas, ovvero rosso-nero Egral, poi Rada di Bianca a chiudere il quartetto, mentre per quanto riguarda Roger Ranget, il puledro di cintura ancora una volta ha avuto problemi nella fase iniziale, adesso sta cercando di inseguire, ma si trova ancora ad una trentina di metri dall'ultima cavalla del gruppetto. Nel frattempo i cavalli hanno superato il primo chilometro, l'andatura si è mantenuta molto modesta sino adesso, si va davvero molto piano, con Rugiada SMS a condurre nei confronti di Rosas, poi via via rosso-nero Egral, Rada di Bianca che viene all'esterno. I 3/4 di miglio sono stati percorsi in 1,35, quindi davvero si va abbastanza piano, con Rugiada SMS che sembra poter controllare la situazione in maniera disinvolta nei confronti di Rosas, poi rosso-nero Egral, mentre la puntata esterna di Rada di Bianca non ha sin qui sortito effetti particolari, anzi adesso comincia a ripiegare verso la posizione di coda la puledra di Cesare Ferranti. Nel frattempo Gaspare Loverde pizzica la sua Rosas per tenere il contatto con Rugiada SMS e provarci poi nella retta d'arrivo. Anche Cosimo Cangelosi fa sentire molto blandamente, devo dire, il frustino a Rugiada SMS. Siamo nella retta d'arrivo, sembra poter comandare senza problemi Rugiada SMS, e così è. Infatti vince la favorita Rugiada SMS nei confronti di Rosas, mentre per il terzo posto al fine Rada di Bianca ha la meglio su rosso-nero Egral. Dunque vittoria ampia e meritata di Rugiada SMS, i colori del signor Simone Ciappa, il training di Salvatore Rosta Junior, la guida di Cosimo Cangelosi, quota di 1,99 al tot, seconda moneta per la controfavorita il numero 5 Rosas, al terzo posto il numero 3 Rada di Bianca. Dunque tutto come da pronostico, 4-5-3 per la prima corsa di Palermo, ordine d'arrivo ufficioso.